Voilà, ciao ragazzi. Allora, oggi è il 22 giugno, in pratica è appena iniziata l'estate, è iniziata ieri. E oggi vi faccio vedere tutte le nostre coltivazioni, partendo dall'orto, passando al frumento, alle viti e poi al mais. Allora, prima di partire però volevo salutare gli amici di Bassano che sono passati a trovarmi qualche giorno fa. Bene, ora possiamo partire. All'inizio con noi ci sarà anche il Nono che ci spiega bene tutte le verdure dove sono. No. Allora, cosa abbiamo piantato qua? Più che altro te sei quello che gestisce. Cipolle le si vede. Le cipolle. Queste qua inizio, giusto? Sì. Queste sono due cipolle, anche questo è aglio? No, cipolle. Non c'è niente di aglio, no? Sembra, no. Però è simile o no? No, e le cipolle di quelle piccole. Ah, queste sono cipolle piccole. Qua c'è un po' di erba, è cresciuta nei buchi, no? Abbiamo fatto troppi buchi, in pratica questi teli qui li abbiamo riutilizzati dagli anni scorsi e quindi hanno dei buchi in mezzo dove è cresciuta un po' di erba, insomma, ecco. Qua ci sono le zucche. Zucche. Queste tre qua. Ah, là avanti, ok, queste qua. Poi lì ci sono i cavoli, ma anche questi? Questi qui, i cosi. Cappucci. Poi questi sono invece due belle file di pomodori, o no? Che sono diventati, sono già cresciuti qua un pochettino. Fra quanto saranno pronti, ma? Fra 15 giorni. Anche secondo me. L'insalata invece l'abbiamo già finita, ne avevamo piantata qui, insomma. Qui avanti, e dopo l'altra, sì, quella là è andata in canon, che si dice in semente, insomma, in italiano. Aria, sei venuta anche tu, Aria, sei venuta anche tu. Dobbiamo fare anche un video sul pollaio più avanti. A proposito, ne sono arrivate altre 5 anche. Qua c'è il pollaio tranquillo. Beh dai, andiamo avanti allora. Dopo, vai prima te. Questi sono le... Sì, sicuro il wrapper? Sì. Laghi. I peperoni e i peperoncini anche. E questi qui che piacciono anche a tossire. Ah, i citrioli. Citrioli. Era lì le carote, queste qua sono carote. Sì, queste è carote. Ma che belle, sono venute bene quest'anno. Si vede la mia, c'è passassi. Gli altri anni invece non venivano, no? Da quello che mi ricordo venivano sempre male quest'anno. Queste sono le tegoline. Guardate da vicino. Che ormai adesso le fioriscono. Fra un po' è ora di tirarle su. Questo è il finocchio. Poi queste qua sono le zucchine. Ah, che belle piante di zucchine che ci sono. Questi le melanzane, o no? Melanzane, anche melanzane. E questo è il prezzemolo. Sì, sedano, dai, sì. Allora rifacciamo, questo è sedano. Qua in fondo invece abbiamo le patate che fino a poco fa erano belle alte, adesso si sono tutte abbassate a terra. Ma è normale che si siano abbassate, no? Sì, tutte così. Prima di tirarle su vanno tutte giù in pratica? Sì, proprio. E fra quanto sarà ora di tirarle su quelle lì? Un mesetto. Ah, un mesetto ancora? Non pensavo prima. Ecco, dopo là c'è, cos'è che abbiamo? Il basilico, che belle piante, o no? Quelle che impiantate. Sì. Qua abbiamo piantato le piante di basilico, vedete, lungo le file di pomodoro, perché mi hanno detto che aiutano, insomma, le piante di pomodori a non ammalarsi naturalmente, ecco. Difatti appunto noi in quest'orto qui non diamo nessun tipo di trattamento. Per adesso sta andando tutto bene, o no? Sì. Questi cosa? I pori. Questi sono i pori. Li hai piantati fino là? Fino là. Bene, ecco, mi sembra che abbiamo spiegato tutto. Cosa dici? Adesso sai cosa facciamo? Un piccolo volo col drone dall'alto, perché adesso questo video qua dopo lo faccio ogni mese circa, cercherò di farlo ogni mese e dopo confrontiamo quanto è cresciuto l'orto, cosa abbiamo tolto, e anche dall'alto si vede tutto, capito? Buon, allora andiamo fuori e andiamo a prendere il drone. Allora te resti qua nell'orto, vado avanti io col video qua. Gli facciamo vedere la casetta delle galline dentro.
Gli facciamo vedere la casetta delle galline. Ma sai che questa notte ce ne sono state 2 che erano sulla rete, perché si vede che le hanno parate via le altre di quelle di ieri, perché ieri sono arrivate 5 nuove galline. Adesso si sono abbastanza ambientate, o no? Sì, sì. Si sono ambientate bene. Ecco qua, eccole là. Ah, le fanno solo là nell'angolo, sì? Intanto le fa sempre lì. Bene, allora andiamo, dai. Bene. Tanto è lì ci andiamo a piedi e dopo là invece ci andiamo in macchina dove ha il mais. Allora mentre andiamo in là vi faccio vedere anche gli ulivi, che quest'anno insomma dai sembra che abbiano abbastanza fiori, stanno già nascendo, vedete qua che piccoline che sono le olive, sperando che non venga da grandinare insomma e non ci sia qualche sconvolgimento atmosferico. Dovrebbe andare bene anche quest'anno la raccolta, staremo a vedere, ecco. A novembre si saprà la verità quando sarà ora della raccolta. Nonna, sto andando a fare il video, viene anche il nonno. Non è. Andiamo a vedere quanto è cresciuto il frumento, quanto è cresciute le vigne, le vitti. No, ma andiamo fin lì a piedi e dopo andiamo su in macchina. Era. Cosa c'è, nonno? I susini. I susini. Le gocce d'oro. Sì, questo è il giardino, diciamo, dall'altra parte rispetto all'orto. E niente, qua ci sono le gocce d'oro, si chiamano, quelle che diventano gialle, o no? No. Sì. Ma adesso è presto o no? Mamma mia. Gli piacciono le cose aspere al nonno, perché quelle troppo dolci gli fa mica tanto bene. Qua invece ci sono le prugne. Ah, questa è quasi matura. Ma ancora non è morbida. Bisogna aspettare anche queste qua. Beh, qua all'entrata dell'Agri abbiamo anche il rosmarino, un bel po', sia di qua sia di là. Allora, questo è il campo di frumento. Vedete, le spighe ormai sono quasi alla maturazione giusta per la successiva trebbiatura. Insomma, un po' di tempo bisogna ancora aspettarlo perché ci sono ancora alcune spighe verdi, ha detto il padre che ha controllato. Quindi niente, bisogna aspettare che si secchi bene, ecco. Facciamo il pane dopo, no? Alle galline bisogna. Ah, ne teniamo un po' per le galline, dici? Allora invece questa è l'uva, adesso vi faccio vedere. Vedete, questa è la maturazione dell'uva. Dopo ovviamente magari ci sono altri vigneti che sono un po' più maturi, un po' meno, eccetera, ecco. Questa è la grandezza circa dei chicchi d'uva. Ripeto, oggi è il 22 giugno 2021. Adesso ti faccio vedere come funziona il drone, così faccio un bel volo dall'alto, facciamo un bel video sui vigneti e anche sul frumento. Attento, che parte. Con le mani, sperando di non romperlo. Devo far veloce, vedi che si allontana perché ha il sensore. Visto? Devi prenderlo e fargli fare così. No, oggi è il 22 giugno. Prova a dire, dai, quanto fa Italia-Austria? Vediamo se stavolta Direi ancora 3-0. 3-0. Ma sei sicuro? È così scarsa l'Austria? Sì. Non gli segna mia l'Italia. Non gli segnano? L'altra volta direi 3-0 o 2-0. 2 o 3-0 insomma. Diremo 3-0. Tu sei più orientato verso i 3, però anche i 2-0 potrebbero esserci. Assomiglia mica a Vasco il nonno. Guardatelo lì con gli occhiali e il cappello. Ah, solo il cappello sbagliato, se no la barella. questo gli andrebbe bene. Sì, ma sotto quell'altro, eccolo lì, è il Blasco. Adesso ti do il microfono e dopo inizi a cantare. No, via, vamos. Allora adesso prendiamo su la macchina verde per andare nei campi e andiamo a vedere com'è il mais. Eccola qua. Adesso apriamo tutto.
Eccoci qua ragazzi, allora qua siamo dove c'è il mais, dove abbiamo seminato appunto il mais, dove ho fatto anche il video, ve li lascio entrambi, non lo so, da qualche parte, sia quello del dove siamo venuti a estirpare con il nuovo estirpatore, sia quello della semina del mais appunto. Vedete, adesso è diventato già abbastanza altino, è alto come te nono, o come me anzi, guarda, è alto come me. Ah, qua avevo fatto anche il video quando sono venuti a trebbiarlo l'anno scorso. Allora qui siamo già passati a irrigarlo una volta, ma adesso più avanti realizzerò anche un video con il ruelon appunto. Adesso facciamo partire il drone, a questo punto lo faccio partire dalla macchina stavolta. Boh, via. Quella. Fai il finale del video tu, devi dire. Va bene, dai, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ah, che lì ho avuto che dire. Sì, quello lì, dai. Aspetta, come cosa dire? Devi dire va bene, dai. Va bene, dai, E spero che anche questo video Vi sia piaciuto. vi sia piaciuto. In caso positivo, In caso positivo zappate un like. fate un like, Zappate. zappate, Come la zappa? Zappate un like. un like, Iscrivetevi al canale. vi iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima puntata. e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. No, sbatti la mano contro la macchinetta. Adesso l'ha fatto una volta, puoi farlo sempre a te, no?